Aula Sollano trasformata in una sorta di ring dove si assestano anche colpi bassi. Tensioni, veleni e polemiche sembrano essere all'ordine del giorno. La partita tra maggioranza e opposizione si gioca anche fuori dal campo istituzionale e oggi è il turno della minoranza. I gruppi di Forza Italia e Sicilia Futura insorgono contro la presa di posizione dell'alfaniana Daniela Catalano, presidente del Consiglio Comunale, che appena ieri aveva contrattaccato le critiche mosse dalla ciminiana Nuccia Palermo. È palese, scrivono gli azzurri e Sicilia Futura, che l'inesperienza di questa presidenza non abbia giovato all'intero Consiglio, come è palese purtroppo la poca propensione al confronto democratico. Il personalizzare da parte della Presidente un attacco politico alla figura e non alla persona è la chiara affermazione di una grande ingenuità politica e di una poca attitudine al ruolo. Una realtà come Agrigento avrebbe meritato un consiglio comunale più attivo e più vivace, ma soprattutto avrebbe meritato una presidenza che avesse maggiormente una funzione di pungolo verso l'immobilismo del quale soffre il nostro ente, ponendosi così a garanzia di tutti gli eletti. Ed ancora i due gruppi affermano: riteniamo altamente lesiva la posizione che intende assumere la Catalano, è inaudito chinare il capo dinanzi al tentativo di inibire la critica politica e ancor di più il ruolo del consigliere comunale, un ruolo importante perché a difesa degli interessi dei cittadini. Una rondine certamente non fa primavera, ma oggi si registra anche un momento distensivo propositivo che mette assieme una forza di maggioranza e una forza appena uscita dalla maggioranza. I consiglieri di Alternativa Popolare e Uniti per la Città assieme hanno firmato una mozione per chiedere la fruizione gratuita del punto panoramico sulla terrazza del parcheggio pluripiano di Via Empedocle, un'iniziativa per impegnare l'amministrazione Firetto, conclude la nota, ad attivare tutte le procedure tecniche e amministrative affinché questo sito venga messo nella disponibile fruizione gratuita al pubblico, escludendo al suo interno la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di struttura, anche precaria.